Signori, buongiorno a tutti. Andrea Bergamaschi, responsabile globale rame zolfo per UPL. Come ha detto giustamente il dottor Fiorello, questa è la mia presentazione in questi 10 minuti. Yukon per la difesa della vite è un'originale miscela tra rame zolfo da solfato tribasico e zolfo, appunto, in formulazione liquida. Rame e zolfo nella loro semplicità, se vogliamo così chiamarla fitoiatrica, perché rappresentano il pilastro della difesa fitoiatrica fin dal 1840, non sono così semplici e congeniali quando dobbiamo portarli in un'unica formulazione, in quanto, facendo un brevissimo riassunto di chimica, il rame è un metallo, lo zolfo è un non metallo e dal punto di vista fitoiatrico il rame funziona in forma ionica mentre lo zolfo in forma di sublimazione. Di conseguenza dobbiamo mettere d'accordo due meccanismi, se vogliamo così impropriamente detti, di azione per farli girare in maniera sincrona e soprattutto dal punto di vista di aumentare l'efficienza. Infatti dobbiamo lavorare sia dal punto di vista chimico, quindi dal punto di vista dell'ambito del solfato tribasico, di conseguenza ottenere un'unica forma di cristallizzazione del sale di rame, migliorare tutto quello che è il potere sospensivo, perché logicamente rame e zolfo, scusatemi la semplificazione, pesano in maniera diversa e quindi se io metto un prodotto in una bottiglia e poi dopo dentro l'atomizzatore, le concentrazioni non saranno uguali. Di conseguenza, come dice il mio collega, il diavolo sta nel dettaglio e il dettaglio è creare un sistema tale per cui rame e zolfo lavorano nella migliore efficienza. Oggi come oggi il prodotto è registrato su vite e su barbabietola da zucchero, è un mutuo riconoscimento dalla Polonia, ma entro 6-8 mesi dovremmo avere un'ulteriore estensione campi di impiego su colture di ambito prettamente mediterraneo, come può essere pomodoro e patata. Oggi come oggi sulle vite da vino, peronospero, idio e black rot, massimo numero di applicazioni, e faccio riferimento sia alla dose a ettaro che alla dose a concentrazione, in quanto non c'è vincolo l'uno con l'altro, ovvero posso usare entrambe le dosi. L'importante è non superare la dose massima dei 6 litri. Di conseguenza, come è stato menzionato prima anche per macchine di nuova concezione che lavorano a concentrazione, il prodotto rispetta tale normativa. Dati qualche dato sperimentale, vi rimando tutto a un incontro ufficiale, di lancio ufficiale nazionale che si terrà presso il Vinitaly il prossimo 14 aprile, nonché 3 articoli specifici che sono in corso di pubblicazione in giornate fitopatologiche, di profilazione della molecola, nonché di strategia con il nostro induttore di resistenza Baciplant. Parto dal 2016, anno in cui abbiamo avuto il primo prototipo, e vedete che in un effetto dose il prodotto non solo risponde tanto quanto i classici standard idrossidi a 480 grammi, ma arriviamo a delle efficacie che sono ragguardevoli. Possiamo risparmiare, se vogliamo così dire, un 30-50% di dose. Sempre cambiamo annata, ma il tempo di paragone non era solo l'idrossido, ma anche il solfato tribasico. Questo per un motivo, perché il solfato tribasico può essere ottenuto in diversi modi dal punto di vista industriale. UPL ha un suo brevetto e qui nella prova vedete appunto che i 320 grammi sono paritetici ai 750. I 750 grammi, tanto per dare un'idea, sono la dose del rischio ambientale e quindi è la dose unica che ci collega tutte le nazioni europee, dalla Spagna alla Grecia, dalla Germania all'Italia. E veniamo a un altro dato altrettanto interessante, perché annata 2023, e vedete qui che di nuovo l'effetto dose a concentrazione, dove è logico i 160 grammi non danno la risposta, ma è interessante notare che con il 50% di rame abbiamo una risposta d'efficacia paritetica alla doppia della dose. Se poi vogliamo avere effettivamente una risposta di efficacia fitoiatrica dobbiamo elevarci a quella dose che sono i 320 grammi. Notate che però qui eravamo di fronte al 64% di gravità, annata 2023, questo 64% di gravità era per la maggior parte peronospora larvata. Di conseguenza
la bestia nera per quello che si chiama controllo del rame. Sappiamo in questo consenso che il rame è estremamente efficiente sulla foglia, mentre sul grappolo mostra dei limiti. La formulazione cerca di surrogare e migliorare la protezione del grappolo. Però uno dice, benissimo, ok, e lo zolfo, che cosa serve lo zolfo? Lo zolfo certo serve anche a controllare l'oidio. E qui possiamo vedere una delle prove, faccio una premessa, il dossier di registrazione dello Yukon ha previsto più di 60 prove nell'arco di un triennio tra Francia e Italia solo di peronospora e oidio. Un pacchetto prove dedicato allo studio del sinergismo tra rame e zolfo, quindi circa 12 prove, e un altro pacchetto prove specifico sul discorso black rot. E questo è uno di questi pacchetti prove, se vogliamo così dire, e vedete che nella dose del tiopron, che è il nostro riferimento di zolfo lipido a circa 3,8 kg, noi possiamo fare la stessa controllo con 2,5 kg di zolfo. Quindi, di nuovo, ottimizzazione e razionalizzazione della quantità di materia attiva. Ed infine, e qui arrivo alla conclusione, notiamo il discorso del black rot, malattia che era una curiosità di fitopatologia e oggi comincia a diventare un problema ricorrente, vuoi per diverse scelte dal punto di vista fitoiatrico, obbligatorio, stiamo perdendo l'uso dei ditiocarbamati, lo spostamento anche di scelte di varietali, più tolleranti alla peronospora, più suscettibili al black rot, ed infine, non ultimo, le condizioni meteorologiche di un cambiamento meteorologico. Incrociate, questo vorrei sempre farlo notare in tutti questi consensi, che questo non è un omicete, è un ascomicete, e di conseguenza potenzialmente molto più pericoloso, e non dobbiamo assolutamente sottovalutare. E di conseguenza non è oggi come oggi una materia di trattamento di agricoltura biologica, ma di difesa integrata a 360 gradi. E infatti vedete che le 2 dosi del prodotto preferiti ad ettaro, tratte appunto dal dossier di registrazione, sono paritetiche al Mancozeb, al compianto Mancozeb di 2 kg. Notate che per uscire dall'ambiente italiano siamo in Francia, siamo nella zona di Bordeaux, zona Engamé, altamente suscettibile al black rot. Però è un pacchetto prove che sono state sviluppate tra il 2019 e il 2020 proprio esclusivamente per poter verificare l'efficacia contro questa ampelopatia. Giungo alle mie conclusioni, soprattutto partendo dal basso, nel senso che oggi come oggi le soluzioni sul biologico sono quelle che devono integrare, migliorare, incrementare l'efficienza di prodotti a base di rame zolfo. UPL ha questo tipo di tecnologia, si può integrare con il discorso degli induttori di resistenza e in questo caso UPL ha il discorso di Watchman. Però guardo anche dal punto di vista pratico operativo, macchine, tecnologia, quindi assenza di schiuma persistente, migliore distribuzione e di conseguenza efficientamento e copertura. Questo collegato anche a un fatto di resistenza al dilavamento, visto e considerato che la peronospora è collegato a un andamento climatico piovoso, ma soprattutto, e qui chiudo con una provocazione, non è tanto il dilavamento, ricordiamoci delle bagnature. Io vengo da una regione dove l'umidità la fa da padrone, basta una pioggia e umidità continuative che mi porta il problema peronospora, ma soprattutto mi porta a detrimento dell'efficacia del rame. Yukon è una risposta a questa riduzione di efficacia. Con questo vi ringrazio e vi aspetto alle prossime iniziative di UPL. Molto gentile.